Nel 2020 ci sono registrate 41.485 assunzioni di dipendenti donne, quindi meno un 17,4% rispetto il 2019. L'impatto della pandemia sulle donne si legge anche attraverso i numeri, quelli del lavoro, dell'occupazione femminile, dati forniti a livello nazionale dall'Istat e a livello regionale vicentino da Veneto Lavoro. In Veneto, tra i 15 e i 64 anni, nel terzo trimestre del 2020, vede occupati il 55,4% di donne, mentre gli uomini sono al 75,6%. La donna in questo contesto di pandemia è quella che ha avuto la peggio, quindi ha pagato per l'ennesima volta di più rispetto agli uomini. A risentirne maggiormente il settore dei servizi alla famiglia, alla persona, quella piccola imprenditoria femminile che va dalle estetiste alle parrucchiere, ma anche le badanti, dove si è registrata una perdita di 65.000 occupati. La donna sta pagando in più i termini proprio di pesantezza, sia come carico familiare, quindi come difficoltà anche di equilibrare la propria vita lavorativa, se ce l'ha ovviamente, con quella familiare, e si sono acuite le differenze di genere che già erano presenti nella nostra società, nel nostro territorio. Donne che con la chiusura di scuole, di centri diurni e catapultate a lavorare in smart working hanno dovuto trovare nuovi equilibri con una giornata lavorativa senza fine. Aumentate anche a livello veneto le chiamate al centro antiviolenza, nel 2020 sono state oltre 1283 rispetto alle 976 del 2019. L'8 marzo saranno questi i temi affrontati online via social con Donne e Pandemia, come l'emergenza Covid ha influito sulla vita delle donne.